Commesse pronte a scioperare il 1° maggio. Dopo le aperture di supermercati e centri commerciali a Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile, per i sindacati la misura è colma. Noi invitiamo i lavoratori e le lavoratrici a festeggiare il 1° maggio e riappropriarsi del suo lavoro, del senso profondo di questa festività. Ci sarà qualcuno tra loro obbligato ad andare a lavorare per contratti che sono andati in deroga a quelli collettivi? Li tuteleremo nei posti di lavoro, per cui dove sarà necessario noi proclameremo anche degli scioperi. Le aperture selvagge distruggono il lavoro e la vita delle persone, è stato detto a Padova in un affollato confronto tra delegati sindacali di CGIL e CISL-UIL, lavoratori e lavoratrici del commercio ed esperti. Vergognoso, ha definito Maurizio Rizzo della CISL, tenere aperto a Pasqua come ha fatto una catena di supermercati, disdettando l'integrativo dei dipendenti e devolvendo una percentuale di incassi in beneficenza. Questo è grave perché sulla pelle dei lavoratori siamo bravi tutti, ma non è così che si fa la beneficenza. Questa è violenza per quanto ci riguarda. Non si dice no a priori alle aperture domenicali o festive, ma sì a un loro numero concordato con Regione e Comuni, come era prima del decreto Salva Italia, che invece le ha liberalizzate per tutto l'anno, come all'estero. Su questo le commesse con figli, come Valentina, pongono un'importante obiezione. Se è vero che la vita sta cambiando, non cambiano le esigenze delle famiglie, non cambiano le esigenze di una mamma e non cambiano le esigenze dei figli che devono trascorrere del tempo con i loro genitori. Non è poi così vero che in altri paesi europei i negozi siano sempre aperti di domenica, basti guardare all'Austria e alla Germania. Probabilmente lì si ritiene che non ne valga la pena. Credo che anche per tanti datori di lavoro ci sia un alzare i livelli della concorrenza e del conflitto tra i vari imprenditori e fornitori di servizi, piuttosto che non fare qualcosa che li avvantaggi realmente in termini economici.